Daydream, anticipazione episodio 139. Jeanne e Sanem ritrovano il loro amore. Jeanne è preoccupato per l'assenza di Sanem. Lui si confida con Emirè, ma Emirè è sicuro che lei non se ne sia andata e che il suo non è stato un bacio d'addio. Il fratello gli dice che forse gli eventi stanno correndo troppo e per Sanem è ancora presto, dopo l'anno difficile appena trascorso. Jeanne è sicuro che qualsiasi decisione stia prendendo sarà quella giusta. I due fratelli vengono interrotti da Gégé, Muso ed Eren, che fanno dirigere Jeanne verso la spiaggia. Lì ad attenderlo c'è la sua vecchia barca, che Sanem ha ricomprato grazie all'anticipo degli editori americani. I due ragazzi parlano da soli e Jeanne le dice di non poter accettare questo regalo. Ora non ha bisogno della barca. Sanem gli dice che la barca è la sua libertà, la sua anima e che non vuole che si senta in gabbia per lei. Più tardi Sanem è in giardino a scrivere il suo libro e Jeanne la osserva a lungo dal terrazzo. Le chiede se la stia interrompendo e lei risponde che lo fa sempre. Jeanne ne deduce che allora è sempre nei suoi pensieri. Sanem gli chiede se abbia deciso in merito alla barca. Lui risponde che accetterà, non vuole farla arrabbiare e la ama davvero tanto. I due vengono interrotti dalla telefonata di Mekhibe e Nihat, subito allarmati per la presenza di Jeanne lì con lei. Sanem dice che stava scrivendo il suo libro e Jeanne è solo andato a farle visita. Chiusa la telefonata, Mekhibe dice che non vuole che i due ragazzi passino del tempo insieme perché la figlia ha sofferto troppo. Intanto Jeanne e Sanem riprendono da dove erano stati interrotti, si baciano e si coccolano a lungo. Lui le dice che accetterà la barca a una condizione, che la barca sia di entrambi. A poco Sanem si addormenta tra le braccia di Jeanne. Lui la prende in braccio e la porta in casa, sul divano, poi la copre. Jeanne sta per andarsene, ma lei parla nominandolo nel sonno. Allora Jeanne torna indietro, l'ascolta un po', le dà un bacio e se ne va. Alla fattoria intanto sta per arrivare un nuovo cliente, il referente di un'industria tessile per un incontro importante. Gégé dice che deve trovare e informare Jeanne e Sanem. I due stanno facendo colazione insieme, mentre lui prepara, lei parla con la sua voce interiore e teme che sia diventata morbida con Jeanne troppo presto. Jeanne si siede al tavolo, ma arriva Gégé, che si meraviglia di trovarli soli. Sanem gli chiede se può rivelargli un segreto e Gégé va in crisi e si butta in piscina e capisce che i due si sono riappacificati. Poco dopo, al tavolo di lavoro, si prepara l'incontro ed Eren vorrebbe che quel posto sembrasse un ufficio. Jeanne e Sanem, seduti l'uno accanto all'altra, non danno alcun apporto, si mangiano con gli occhi e si comprende molto bene che vorrebbero essere soli. A casa di Inna invece Emirè e Leila riuniscono un gruppo di donne del quartiere per far ascoltare la musica preparata per lo spot delle creme di Sanem. Ad alcune piace la musica, altre preferiscono le creme, tutti vogliono esprimere la propria opinione e creano parecchia confusione. Alla fine interviene Nihat che non tollera di sentire tante critiche in merito alle cose fatte dalle sue figlie e tutti se ne vanno. Emirè è stanco, sconvolto e pensieroso. Mentre Eren è preoccupata per il ritardo dei nuovi clienti, questi arrivano correndo inseguiti dal cane e ridotti in malo modo. Tutti, ma soprattutto Eren, sono molto imbarazzati per l'accaduto. L'amministratore delegato dell'industria tessile e le sue assistenti sono sconvolti ed esterrefatti per l'accaduto e decidono di andarsene. Alla fattoria, notando ormai la ritrovata armonia e complicità tra Jeanne e Sanem, Aziz dichiara di aver raggiunto il suo obiettivo. Aggiunge inoltre che non è possibile avere un'agenzia in quel posto. Jeanne è sorpreso e Aziz gli chiede se davvero non aveva capito che quello era il suo scopo. Eren, esterrefatta, chiede se i due siano tornati insieme. Sanem va dentro casa con Deniz, la sua amica e terapeuta, per spiegarle un po' di cose. Mentre sono lì, Jeanne si bagna in giardino con la pompa dell'acqua per rinfrescarsi. Sanem ne è incantata e Deniz non è da meno. Di fronte a tanta bellezza dice di capire perché Sanem non riesca a staccarsi del tutto da lui. Deniz chiede se stiano di nuovo insieme e Sanem risponde qualcosa del genere. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!